siamo felicissimi di questo quinto scudetto, anche perché crediamo di essere un'eccellenza dello sport veneto, nel calcio sicuramente. Adesso dovremo affrontare l'Europa e sarà tutto più difficile, anche se negli anni passati siamo riusciti a far bene anche in Europa, arrivando a una semifinale dove siamo riusciti anche a portare oltre 14.000 persone a vedere questa partita, che è un record nazionale di spettatori in una manifestazione femminile. Di questi siamo molto orgogliosi. Speriamo che ci sia sempre più attenzione per questo sport, per lo sport femminile in genere, e noi cercheremo di fare il possibile per mantenere alto questo sport. Siamo ancora sotto la Lega Dilettanti, quindi non siamo riconosciute come atlete professioniste e quindi gli allenamenti comunque sono tutti i giorni come per i maschi, e la nostra difficoltà è che comunque allenandosi di pomeriggio non ci permette di avere un secondo lavoro o di fare altre attività. Quindi diciamo che questa è la nostra difficoltà. Se fossimo sotto una lega professionistica diciamo che sarebbe tutto più facile. Comunque noi ci mettiamo tutta la passione, che è quella che ci fa vincere, e niente, ci impegniamo di giorno in giorno per raggiungere obiettivi importanti come quest'anno. È un percorso che ci portiamo avanti da agosto del 2014 e le ragazze hanno un percorso molto lungo, dettato anche da altri aspetti, sono impegni professionali, lavorativi, scolastici, quindi come fatica diciamo che non ce ne manca. E la gioia è infinita perché è un risultato che non era mai stato raggiunto per quanto riguarda il nostro club, e ovviamente le ragazze abbiamo lavorato per ottenerlo, ma finché non si arriva alla fine non si può decidere nulla. È una realtà ancora non del tutto conosciuta, però stiamo cercando di renderci sempre più evidente a livello internazionale e non, e direi che anche questi risultati fanno ben sperare per un roseo futuro, diciamo. Siamo tutte giovani, studiamo, lavoriamo e anche questo è un nostro punto a favore, perché comunque vuol dire che gli anni prossimi avremo comunque una rosa ancora importante. L'obiettivo sono i mondiali del 2017, che comunque anche col 6 Nazioni di quest'anno c'è una grossa percentuale di essersi qualificati per parteciparvi, e poi le Olimpiadi del 2016 è un attimo più complicato, però mai dire mai. Sono arrivato l'anno scorso, da allora abbiamo fatto le finali in ogni manifestazione, abbiamo fatto una finale scudetto l'anno scorso perdendola purtroppo, quest'anno invece abbiamo vinto quasi tutto quello che c'era da vincere, perché abbiamo vinto la Coppa Italia, lo scudetto in Italia, e abbiamo perso una finale di Coppa Europea per un gol fuori casa, quindi diciamo che c'è enorme soddisfazione, come dicevo prima il lavoro è tanto, ma alla fine è ben ripagato. Questo è uno sport dove l'applicazione e la fatica è necessaria, le ragazze in questo sono state veramente magnifiche e il risultato finale devo dire che è appagante e gratificante. Anche in prospettiva europea questo è un gruppo che può continuare a crescere, chiaro la condizione sine qua non è che si lavori con un'abnegazione forte e una grande determinazione. Ho iniziato a 9 anni, quando in piscina dove abito io a Piave di Sacco hanno iniziato un'esperienza con la pallanuoto. Io venivo dai corsi di nuoto, mi ero stancata di nuotare semplicemente in corsia, ho provato e mi è piaciuta fin da subito, quindi ho continuato. Spero di fare sempre bene in campionato con la mia squadra, col plebiscito, l'anno prossimo anche magari di puntare alla Coppa Europea e vincere anche quella, visto che abbiamo perso la finale di un solo gol e chissà se la nazionale. È un omaggio allo sport in rosa, un riconoscimento agli sforzi e all'impegno di tantissime ragazze che hanno tenuto alto il vessillo del Veneto, hanno vinto il campionato di pallanuoto, di rugby, di calcio femminile, e sì che sono degli obiettivi importanti raggiunti a coronamento degli sforzi che fa tutto il movimento femminile nello sport e delle tante società che anche a livello veneto lavorano, seguono i giovani, fanno scuola di educazione per i giovani. Anche il Consiglio regionale, ora che c'è una notevole o almeno nutrita presenza femminile, può fare qualcosa. Io credo che debba avere maggiore attenzione, ma soprattutto avere maggior comunicazione oppure maggiore interlocuzione a livello nazionale nei posti dove si contano, perché anche lo sport femminile abbia quella fetta di
finanziamenti necessari per poter, non dico sopravvivere, anzi per poter essere incentivato e per poter competere magari anche a livello internazionale, visto che a livello nazionale diciamo, la loro presenza è già importante.